Seconda corsa dall'Arcoveggio, quello che è il centrale del pomeriggio, riservato a cavalli di 2 anni. Non corre Dani, sono in 7 al via, 1 Depeche Club, 2 Daylight B, 3 Dalia di No, 5 Denver Joe, 6 Display Wise L. Seconda linea 7 Divina Trio, 8 Davos dei Greppi, favori per Denver Joe. Imbattuto, 2 corse, 2 vittorie per l'allievo di Mauro Baroncini, interpretato da Antonio Greppi, numero 5 dello schieramento. Sbaglia subito Display Wise L, mentre in partenza veloce Dalia di No, conquista la testa, mentre è incerto Denver Joe. Commette un brevissimo errore, si rimette ma scurva molto largo. In seconda posizione invece Depeche Club, poi in terza c'è Divina Trio, ora si ingamba Denver Joe, va all'attacco di Dalia di No dopo i primi 200 metri in 16, attacco deciso ma Dalia di No replica, i due alle prese dopo 350 metri di gara con Dalia di No che ribatte colpo su colpo a Denver Joe che è costretto all'esterno per l'inserimento di Depeche Club. E così, primi 400 svelti in 38, con un secondo parziale in 14,7, ora 600 coperti in meno di 47, c'è stato un rallentamento in curva, ora Dalia di No controlla la situazione, all'esterno si è adeguato Denver Joe, alla corda rimane Depeche Club davanti a Divina Trio, poi Davos dei Greppi che precede Daylight B, in coda rimessa Display Wise L. Intanto completati anche gli 800 in 1, 1 e 4. Si arriva così al chilometro con i due di testa ancora affiancati. Completato il chilometro in 1,17 e 1, siamo a 500 dalla conclusione, non cambia la situazione tattica, in vantaggio è Dalia di No, Denver Joe ci prova all'esterno, alla corda Depeche Club, poi Divina Trio che ha spostato a sua volta, 400 scarsi alla conclusione, l'errore di Denver Joe. E così prende vantaggio Dalia di No a 250 dall'arrivo, in seconda posizione si mantiene Depeche Club, poi Divina Trio che non progredisce, retta d'arrivo con Dalia di No in netta evidenza. Dalia di No nel finale aumenta il proprio margine e vince, mentre per il secondo sprinta bene Display Wise L dopo l'errore iniziale e conquista la piazza d'onore nei confronti probabilmente di Depeche Club. 2-1 e 6, 1-15 e 7 ufficiale per Dalia di No che vince ancora. Carmine Pisquoglio in sediolo per conto di Francesco Alessandrini. Bella vittoria per Dalia di No in percorso di testa, giornata 9 invece per Denver Joe dopo le 2 vittorie e gran rincorsa per Display Wise L che conquista il secondo posto, mentre al terzo è ancora Depeche Club.